Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziana. Oggi, da come avete visto al titolo, parleremo sia dei vaccini sia delle persone che in questo periodo sono un po' sotto pressione per questa situazione nuova perché non è mai esistita neanche nel dopoguerra una situazione così precaria e molte persone risentono di questa situazione molto particolare. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Ildegarda, al mio canale, se è la prima volta che passi qui. E vi ricordo anche i link sono sotto qui per raggiungerci su Telegram oppure per raggiungerci nel nostro gruppo di Facebook di Caste Sacerdotali oppure anche in questo gruppo che stiamo rilanciando, siamo più di 1400 amicizie del nome Radionica Radiestesia Radionica, scusate, Radionica Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Siamo più di 1400 amicizie. In più abbiamo anche il sito capitano.intervista.org, il link sempre sotto in descrizione per poterci raggiungere, in cui potete scaricare gratuitamente 20 ebook di radionica e radiestesia con tanti di circuiti e spiegazioni. Vi ricordo che ne hanno già scaricato più di 150.000 e il vostro Marietto Veneziano dal 2015 più o meno ha già regalato all'umanità 2 milioni di circuiti radionici, quadranti radiestesici con tanto di istruzione in modo gratuito. E sempre il link in descrizione. In più, qui sopra vedete il numero di telefono per raggiungermi su Telegram se volete un consulto privato a pagamento 20 euro 45 minuti. Bene, iniziamo un po' la situazione che stanno vivendo molte persone che mi contattano, in cui sono un po' ansiose giù di morale per questo evolversi, di questa escalation di questa situazione che è nuova, non è mai esistita, almeno che io mi ricordo, a parte l'austerity in cui quando ero piccolino si andava in giro in patti di domenica che le macchine non potevano andare, ma questa situazione molto particolare che sta attanagliando l'Europa, il mondo, ma soprattutto questo periodo l'Italia. Sembra che in Italia ci sia una grandissima pressione. E queste persone che mi seguono, che mi contattano, che hanno questi momenti non di panico, non direi di paura, ma di ansia, di incertezza. Iniziamo un po' da lontano, però prima di fare questo vorrei ricordarvi anche che noi abbiamo in Italia un settore di cui si occupa della medicina, infermieristico, di medici di grandissimo spessore, medici che sono sul fronte, che lavorano 18 ore al giorno, infermiere che saltano i pasti per poter prodigarsi e aiutare il prossimo e chapeau per queste persone che lavorano nell'oscurità, non si vedono alla televisione, ma sono il pilastro portante che stanno difendendo l'Italia in questo momento. Quindi bisogna essere consci che c'è un settore statale che sta dando il 150% di quello che nessun altro nel settore statale, parliamoci chiaro, ci sono delle eccellenze in questo. Chiaro che poi ci saranno settori infermieristici un po' claudicanti, ma tutto il resto di queste eccellenze italiane ce lo invidia tutto il mondo, questo è chiaro. Ma prendiamo un po' il discorso da lontano, guardiamolo in senso generale cosa sta succedendo, no? Prima di tutto, sempre il Marietto ha sempre detto che dal 2029 sarebbero cambiati certi equilibri a livello mondiale, no? Lo diceva già nel 2012, 2013, 2014, 2015 e via dicendo. L'ha sempre detto per il semplice fatto che gli era stato mostrato. Oggi noi abbiamo iniziato a entrare in questa fase, no? Che era già scritta, visto che l'avevo già visto quando avevo 15 anni, adesso ne ho 58. E quindi noi siamo in questa transizione, no? E dobbiamo sapere alcune cose. E io incomincio il discorso un po' da lontano, incomincio a parlare un po' di militaria, per riuscire a capire, inquadrare un po' il discorso, per rinforzare quelle persone che ci seguono, di star sicuri che in Italia noi abbiamo, come si suol dire, delle persone che ci curano, ci vogliono bene, a parte gli infermieri, i medici che sono sul fronte, ma anche alcuni settori della militaria, che è un fiore all'occhiello a livello mondiale, abbiamo dei militari eccezionali, forze dell'ordine eccezionali, no? E qui lo dico e lo ripeto, no? Perché il Marietto è chiaro in queste direzioni.
Allora, partiamo un po' da lontano. Allora, il più giovane generale della storia delle militari è stato Napoleone. Napoleone a un certo punto ha creato questo impero, è stato il più giovane di 26 anni, era già generale. Era un genio, era proprio un genio, no? Napoleone è nato con del karma e effettivamente a livello militare era un genio. Ed è andato in Russia e ha perso. Un altro generale, questo era un genio del 1900, no? Del secolo del 1900, un altro generale che è stato un genio, no? È stato un genio, era il più forte generale del XX secolo, è stato Heinrich Himmler, il famoso Heinrich Himmler che ha costruito le SS, i servizi segreti, la Gestapo e quant'altro. In 7-8 anni ha trascinato la Germania da una nazione che era una nazione mendicante a essere la prima potenza come Stato militare al mondo in 7-8 anni. Quindi è chiaro che bisogna dare atto che quest'uomo era un genio a livello militare e in più era anche un esoterista e non da poco. E il Führer, no? Il Führer, che era anche lui un personaggio notevole di spessore, però dietro aveva chiaramente questi personaggi che nella militaria del 1700 questi personaggi tipo Henry Himmler, anche se era un generale, venivano definiti Bertoldo. Il Bertoldo era il genio che guidava il generale. In questo caso c'era il Führer, dietro c'era questo grandissimo personaggio. Il capitano degli Alpini, ad esempio, mi diceva che davanti a Heinrich Himmler tutti tremavano, tutti i generali del mondo tremavano perché Heinrich Himmler era il più grande, il più potente, il genio per eccellenza del militare. Ha perso perché aveva contro tutto il mondo, no? Ma questo genio perché è andato in Russia? Perché una mia amicizia mi dice, ma perché i russi dovrebbero attaccarci? Allora, bisogna partire dal presupposto che se voi avete sempre seguito il Maretto Veneziano ha fatto 1400 pillole e l'ha spiegato, adesso farò un sunto, no? Nel 600 d.C., diciamo così, una tribù si chiamava Sarmadi, no? Samaritani, chiamatelo come volete, ha perso contro i giudei, sono scappati negli Urali, si sono uniti con i maghi neri degli Urali e quindi hanno creato questo gruppo esoterico nascosto che si chiamano Ashkenaziti, un ramo, diciamo così, adesso stringo. E quindi con l'aiuto della magia, con l'aiuto dell'esoterismo nero, hanno creato quello che in questo momento sta guidando il mondo. Ed è per quello che geni militari come Napoleone, come Henry Himmler, a un certo punto della loro esistenza, hanno deciso di andare a cercare di sgominare queste strutture che sono negli Urali, sono sottoterra negli Urali. No? Io avevo già spiegato che là c'è una regione grande come la Sicilia, sottoterra, con dei campi di concentramento. Loro hanno delle conoscenze esoteriche importantissime, però Henry Himmler ci ha tentato. Bisogna dire anche che alcuni libri di esoterismo che oggigiorno si vedono sul mercato, magari con altri nomi, sono stati scritti da Henry Himmler e poi a memoria postuma sono stati, per farli stampare, hanno usato nomi di altre persone. Bene, ma cosa c'entra questo col vaccino? C'entra perché il vaccino chiaramente, sicuramente una parte viene giù dal cielo e Dio, insomma, diciamo così naturale, ma una parte molto probabilmente non viene solo giù dal cielo, ma diciamo che una spallatina è stata data, no? E quindi questa spallatina che è stata data, no, diciamo che sta mettendo in ginocchio uno Stato come l'Italia che, voglio ricordarlo, nel 1990 più o meno è arrivata a essere la quinta potenza economica mondiale. Lo ripeto perché forse non è chiaro. Nel 1990 l'Italia era la quinta potenza economica mondiale e abbiamo perso la guerra e la Germania era la terza. Quindi capite che abbiamo perso la guerra e siamo diventati la quinta potenza economica mondiale e chiaramente davamo fastidio sicuramente a molte persone. Allora, se due geni a livello militare che non sono mai esistiti nel mondo dopo il 1500 chiaramente, perché prima c'è stato
un altro personaggio ancora più appassionante che è Gengis Khan, che è stato proprio il plus ultra, no? Questo qui, Gengis Khan era uno che se la gente non prendeva il suo signoraggio, era capace di ammazzare un'intera città solamente di 20-30 mila persone perché la gente non accettava la propria moneta. Però diciamo negli ultimi secoli le due persone diciamo che hanno dato un impulso all'umanità in una direzione o nell'altra è stato il più grande Napoleone e il secondo dietro le quinte defilato Henry Himmler. Proprio perché tutti avevano lo scopo di andare a salvare l'umanità da questa situazione. Però, per chi crede alla reincarnazione, voi dovete capire un'altra cosa, e questo deve essere chiaro, che le persone nascono e si rincarnano, no? In Italia si sono rincarnati anche Ashkenaziti, e se noi siamo riusciti ad arrivare a essere nel 1990, dopo aver perso la seconda guerra mondiale, la quinta potenza economica mondiale, è perché qualcuno li ha fermati queste rincarnazioni si sono rincarnate in Italia. Certo che poi in quel momento lì, quelli della mia età, del baby boom, si ricordano il mostro di Firenze, le Brigate Rosse, ci sono stati dei fuochi d'artificio che hanno un po' offuscato questa guerra fredda che c'era effettivamente. In più nascevano in Italia persone che nascevano, si rincarnavano dall'altra parte, venivano di qua e in un modo o in un altro sono state fermate. Adesso non è che dico che l'Italia è sotto attacco, non dico che l'Italia è sotto attacco, ma diciamo che c'è una grande pressione per indebolire l'economia italiana. L'economia italiana è sotto pressione in modo importante, stiamo soffrendo, siamo in sofferenza, ci hanno tolto la possibilità di stampare la propria moneta, ci hanno tolto con la delocalizzazione industriale la forza praticamente industriale e adesso ci stanno proprio cercando di dare il colpo di grazia con questo vaccino. Insomma, siamo come un pugile un po' suonato. Però noi abbiamo, almeno per chi segue il Marietto, abbiamo qualcosa di veramente importante, qualcosa sopra le righe, e che è il karma. Capite? Quindi tutte quelle persone che vedono questo vaccino come l'anticristo, come quello che ti toglie l'aura, tutte quelle cose lì, un po' del New Age, un pochettino come si suol dire, non so, più di New Age, più peggio di quella cosa lì, il Maretto non sa come definire. Beh, tutte quelle persone che pensano che il vaccino sia una cosa negativa, è vero, è negativa, ma soprattutto per quelli che hanno un karma che chiaramente lo attirano, cioè l'attirano nel senso quello vaccino che non funziona, perché chiaramente io all'inizio del pilolo ho spiegato chiaro bene che in Italia abbiamo un settore infermieristico e medico è l'eccellenza, no? Cioè l'eccellenza, cioè questi dottori qui quando dicono le cose sanno cosa stanno dicendo. È chiaro che poi ci sono persone che si rifiutano per i vari motivi, destra e sinistra, ma vi voglio ricordare che la tubercolosi, il vaiolo e tante altre patologie virulente sono state appunto debellate tramite il vaccino. Io non sono né pro né contro, però so benissimo che se prima, durante la guerra fredda, non si usavano i vaccini, ma si usava qualcos'altro per fermare queste sceneggiate che si incarnavano qui, no? Che sono terribili. No? Adesso noi possiamo, non dico noi, però quelli che seguono il Marietto devono stare tranquilli, non devono in un certo senso agitarsi troppo perché questa situazione, in un certo senso, perché al karma buono può dare una mano a togliersi qualche sassolino dalla scarpa, perché noi, almeno io parlo per quello che conosco, abbiamo delle eccellenze nel settore militare e non sto parlando dei generali passacarte, sto parlando di quei generali che dietro le quinte stanno lavorando in modo invisibile per difendere il sacro suolo italiano. Sto parlando anche di quei medici che non andranno mai alla TV, ma che lavorano 10, 12, anche 18 ore al giorno per una piccola paga e sono sottopagati anche gli infermieri. In Italia lo sanno anche i paracarri di Modena che sono sottopagati per il valore che stanno dando e l'aiuto e il contributo che stanno dando alla sacra patria italiana. Bene, quindi questo è per confermare e ribadire che questo vaccino deve aver paura solamente quelli che si sono reincarnati nella nostra parte e sono un pochettino ashkenaziti o roba del genere.
Per gli altri che sono seduti sulla sedia giusta e hanno un buon karma, non c'è nessun tipo di problema. È chiaro che questa situazione che ha chiuso le persone in casa, roba del genere, certo è difficile da prendere, ma è l'unica soluzione che per il momento il nostro esercito, i nostri politici, quelli di razza, chiaramente, non sto parlando di quelli che sono andati a prendere lo stipendio e stop, sto parlando di quelli che vogliono il bene dell'Italia, chiaramente stanno sul fronte per difenderci da queste minacce che nel futuro sicuramente peggioreranno. Ma io sono sicuro che chiamiamoli i nostri, faranno una cosa giusta al momento giusto. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.